Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti a casa mia, benvenuti in questa nuova puntata del 2021, la prima. Infatti sono emozionata come veramente se fosse la prima puntata che faccio insieme a voi. Oggi non sarò da sola come al mio solito, avrò un ospite, un mio carissimo amico che spero che stia diventando un carissimo amico anche per molti di voi. Intanto però qualche saluto. Un saluto a tutti i bimbi e alle bimbe, un saluto ai medici e agli infermieri che stanno combattendo in questo periodo veramente una guerra contro un nemico invisibile. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo dagli ospedali e insomma che non stanno bene. Io vi penso, vi sono vicina e se volete un po' di compagnia, eccomi qua. Oggi parleremo di una ricetta veramente che è un cult in Sicilia. Chiunque viene anche da fuori in questo periodo e non solo cerca sempre una bella insalata di arance. Ma perché noi siciliani mangiamo l'insalata di arance? Ma fa bene e soprattutto in questo periodo è consigliabile e questo lo chiederemo al nostro nutrizionista del cuore, al mio carissimo amico Pippo Sicilia, che invito Paolo Gatto, il nostro regista, a farlo entrare in diretta. Ciao Pippo, benvenuto. Buongiorno, Felice grazie. 2021. Grazie anche a voi, grazie dell'invito. Sono contentissimo di poter partecipare a questi eventi. Lo faccio con molto piacere, veramente, perché da Grazie. siciliano desidero dare insieme a te un contributo per cercare di migliorare la qualità della vita, la scelta consapevole. È E la vero, è scelta vero. Io consapevole. proprio stamattina a proposito di scelta consapevole ho letto un articolo su un giornale online che proprio la Coldiretti dice che gli italiani in questo periodo di Covid, in questo periodo di quarantene continuo, in questo periodo in cui tutti dobbiamo stare un po' più a casa, stanno attenti proprio alla qualità dei prodotti e soprattutto anche alla qualità della pasta. Stanno scegliendo pasta locale, stanno scegliendo pasta al 100% italiana, quindi vuol dire che anche noi nel nostro piccolo, con Io Compro Siciliano Chef, stiamo dando un contributo ad aiutare appunto alle scelte consapevoli. Io oggi ti ho invitato perché dopo che siamo stati a casa, insomma, durante queste feste, anche se tu mi hai consigliato, sai, un arancinetto, due, sai, ma quanti aveva detto? Due e mezzo, tre, insomma, abbiamo forse un pochettino abusato del cibo, insomma, l'abbiamo fatto un po' tutti, anche per coccolarci. Non possiamo vedere la nonna che ne fa auturgiune, non possiamo vedere la zia che ne fa la crostata, non potevo vedere a nudo, insomma, abbiamo un pochettino abusato. Quindi questa famosa insalata di arance ci fa bene? Quante ne dobbiamo mangiare? Cosa ci possiamo abbinare? Dimmi un po'. Assolutamente sì, è un'ottima scelta. Oltretutto l'insalata d'arancia va benissimo perché dopo le feste abbiamo abbondato, come dicevi tu, con delle calorie, soprattutto le calorie vuote, sai, un eccesso di zuccheri, eccesso di sale, diciamo il cloruro di sodio che abbonda nelle pietanze buone. È il momento di cominciare ad alleggerire un po' in termini calorici e soprattutto con le arance associate ai finocchi, per esempio, Sì, e con un condimento che può essere, per esempio, l'origano e l'olio d'oliva, con la cipolletta fresca, si crea un mix di, eccole lì, un mix di alimenti che nel loro insieme contengono dei principi attivi molto interessanti, per cui pensate che il finocchio in particolare riduce anche il colesterolo, per cui bene. dal momento in cui abbiamo esagerato con i grassi sicuramente ci sarà qualche accumulo di colesterolo. Il finocchio ci dà una mano, ma non solo contro il colesterolo perché è ipocolesterolizzante, ma anche ipoglicemizzante perché abbassa la glicemia postprandiale, che significa con l'arancia si crea un mix e pensa che attraverso le molecole bioattive, parliamo di bioflavonoidi, parliamo di beta-carotene, parliamo di sostanze principi nella nostra nutrizione, riusciamo a proteggere anche la circolazione del sangue a livello periferico. Dunque i capillari funzionano meglio. Se funzionano Perfetto. bene
Io guarda, stamattina ho proprio qui delle arance di questo periodo, ancora non ci sono le famose sanguinelle perché ancora stanno maturando. Questo è un arancio tarocco adesso che si sta cominciando a vedere un po' in giro in tutta la Sicilia. Questo invece è ancora un novellino. Diciamo che noi in Sicilia abbiamo arance un po' per tutti i gusti. Io le uso spesso, le arance, sia la buccia che proprio la polpa. Infatti quasi sempre prima di sbucciare un'arancia, se devo fare qualche ricetta, oppure a me piace molto essiccare la buccia d'arancia per fare un po' di tè o delle tisane per avere il profumo d'arancia, tolgo sempre prima un po' di pellicina e poi la pelo, come adesso sto per farvi vedere. Io ho preparato, come mi hai suggerito tu, appunto, delle finocchio, ho preparato dei peperoncini perché io adoro mangiare piccante, tutti lo sanno, e quindi figurati, quando tu mi hai detto in una bella insalata d'arancia aggiungi il peperoncino, mi hai invitato a nozze. Ho una cipolla rossa e poi ho preparato dell'origano. Noi raccogliamo qui in azienda l'origano, lo essicchiamo e poi lo conserviamo in barattoli sempre piccoli, perché conservandoli in barattoli piccoli possiamo mantenere proprio il profumo e la fragranza dell'origano. Tu mi parlavi però pure delle proprietà dell'origano, vero? Sì, sì, infatti c'è uno studio importantissimo sul principio attivo dell'origano, che è il beta-cariofillene. Sì. Beta-cariofillene è un cannabinoide, ossia una sostanza che entra in circolo grazie a dei carrier particolari. Questo beta-cariofillene, nello specifico, ha una grande proprietà di attivare una serie di reazioni chimiche nel nostro organismo che a cascata diventano antinfiammatorie e migliorano la circolazione linfatica, dunque sia venosa che microcircolo, e dunque assieme alla vitamina C contenuta nell'arancia diventano alleati per la nostra salute, sia nella circolazione che per quanto riguarda, appunto, come ti dicevo prima, la riduzione del colesterolo, della glicemia, eccetera. Dunque, Bene. Quindi insomma veramente abbiamo tantissimi alleati in tavola, qui sta ricominciando a piovere, incrociamo le dita che il tempo regga fino a che noi siamo in diretta, quindi vado un po' più veloci così almeno posso finire la ricetta. E allora io quindi aggiungo nella mia insalata e comincio ad aggiungere degli ingredienti. Senti, io qualche mese fa ho preparato anche delle olive in salamoia. In questo periodo abbiamo sicuramente tutti nelle nostre tavole durante le feste mangiato anche delle buone olive. Io a volte, soprattutto quando ho ospiti o quando ho veramente voglia di qualcosa di sfizioso, nonostante stiamo parlando di un'insalata, aggiungo delle olive schiacciate nella mia insalata. Questo potrebbe essere troppo dannoso alla nostra salute, oppure dimmi un po', no, sono troppo garbosa? assolutamente, assolutamente, perché le olive contengono anch'esse alcuni valori nutrizionali molto importanti e poi danno quel sapore assolutamente positivo nel contrasto che c'è tra l'amarogno dell'oliva, un po' l'acidulo dell'arancia e il dolce del finocchio. Per cui insieme all'olio d'oliva, che diventa corroborante questi sapori, che apparentemente in contrasto si armonizzano appunto grazie alla rotondità del grasso dell'olio d'oliva. A questo si associa, come dicevamo, un pizzico di sale, proprio pochissimo. Sì. Ricordiamoci che il cloruro di sodio ultimamente è stato ridotto da 5 grammi a 3 grammi al giorno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e dunque praticamente diventa veramente un mix di alimenti funzionali per disintossicarci, e possono diventare o un antipasto piacevolissimo, oppure un contorno associato al pesce o alla carne bianca, nella fattispecie. E quindi, Infatti, senti Pippo, ma io
ultimamente ho avuto anche ospite nella mia trasmissione una tua collega naturopata, la dottoressa Arianna Squillante, con cui ho parlato anche dei centrifugati. A volte ecco, non si ha il tempo di poter pranzare a casa perché si sta in ufficio. Certo, in questo periodo un po' tutti stiamo facendo lo smart working, però diciamo, per chi invece è costretto a stare fuori, magari non si ha il tempo di insomma mangiare in modo corretto, io vorrei suggerire, come ha fatto con me la dottoressa Squillante, anche un bel centrifugato. Non pensi che sia una buona idea di mettere tutto ciò che noi abbiamo in un bel piattone di insalata, in un bel centrifugato da poter bere in modo fresco la mattina prima di uscire o anche al posto di un pranzo? Ma sì, diciamo che potrebbe essere un sostituto, però non può soddisfare le nostre esigenze Certo, imprenditoriali. Per cui certo. appena torniamo a casa dobbiamo sopperire a questa eventuale carenza. In ogni caso, l'arancia, nella fattispecie, spremuta al mattino, diventa un ottimo avvio per le attività intellettuali e lavorative del giorno, per cui va benissimo spremuto al mattino, potrebbe anche essere mangiata a spicchi durante la pausa pranzo. Ricordiamoci che noi solitamente nella nostra cultura purtroppo sottovalutiamo la presenza dell'albedo dell'arancia, che è una parte importante. Che cos'è l'albedo? È la parte bianca, che spesso viene demonizzata perché appunto è amarognola. Ma in realtà parliamo di una pecchettina allo stato puro, un farmaco ipoglicemizzante che è eccezionale. Sicuramente, come dicevamo prima, la presenza del finocchio e di altri aromi, nonché di sostanze che corroborati danno questo sapore eccezionale all'insalata che stai preparando, vengono mitigate tutte queste eventuali sapori, diciamo, non dolci, ai quali siamo, ahimè, troppo abituati, e dunque demonizziamo questa parte bianca. In realtà è un'ottima sostanza che serve appunto, come dicevo, a mettere in moto quel processo chimico virtuoso tipo l'ipoglicemia e il transito intestinale. Qui l'arancia si può bere al mattino come spremuta, ma va bene anche come spuntino o un sostituto, mangi 2 arance e va benissimo. Perfetto, sono contenta oggi di averti qui a darci questi ottimi consigli. Sono arrivati intanto anche i primi commenti. E quindi leggiamo, c'è la signora Giuseppina Frisoni che salutiamo con le nostre arance, una vera delizia. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a lei. Luca Leonardi, con la carne rossa cosa posso abbinare? Questa è una domanda, diciamo, che ti farò dopo. La signora Tirza Maria Girgenti, complimenti, buonissima l'insalata. Il signor Tito Puleri, buongiorno e buon anno. Signor Tito Puleri, buongiorno e buon anno anche a lei e a tutta la sua famiglia. Grazie per seguirci sempre con tanto affetto. E con il pesce cosa posso abbinare? Buongiorno amici di O Compro Siciliano e signor Maurizio Tumminia. Buongiorno a tutti voi, grazie per seguirci in questa giornata che oggi non faccio invidia a nessuno. Sono fuori, come vedete, insomma, pioviggina un po', il tempo è proprio tipico invernale, però ecco, stiamo parlando di argomenti che possono interessare un po' tutti e che diciamo dobbiamo stare un po' attenti alla salute. Guarda Pippo, allora io ho composto la mia insalata. Volevo farvi notare che infatti ho lasciato intera questa fetta d'arancia, che stanno cominciando ad arrivare i primi pigmenti rossi, proprio tipici del tarocco siciliano e delle sanguinelle. Questo è perché in effetti ancora in Sicilia proprio non è arrivato il freddo freddo, quindi il contrasto delle temperature tra freddo e caldo che rendono possibili la pigmentazione rossa alle nostre arance ancora non c'è. Poi ho aggiunto delle fettine proprio sottili di cipolla rossa,
rossa, che posso consigliare se non vi piace il sapore molto forte, potete mettere a mollo con del sale grosso e schiacciare per poter diciamo togliere un po' del sapore forte. Ho messo abbondante peperoncino rosso perché a me piace così, infatti questa penso che sia la mia porzione di insalata, un paio di olive verdi e delle fettine di finocchio. Dobbiamo aggiungere gli ultimi 2 ingredienti che tu mi hai suggerito, quindi l'origano che io devo confessare uso e abuso un po' su tutte le mie ricette, e dell'olio. Stamattina io userò dell'olio di zaituna, un olio locale qui delle mie parti, e quindi consiglio sempre a tutti di utilizzare diciamo i prodotti a chilometro zero, e soprattutto appunto per aiutare i nostri produttori delle nostre eccellenze siciliane. Quindi che faccio? Aggiungo origano e olio? Aggiungo origano e olio. E Allora, dunque, olio quanto ne posso aggiungere? allora, tu considera che se l'insalata è rivolta a te, massimo 10 grammi. Se è rivolta a 2 persone, puoi andare con 2 cucchiai. Per cui l'ideale 10 sarebbe, grammi, quindi andiamo con un cucchiaino da tè. no, 10 grammi sono 2 cucchiaini da tè. Un Ah, 2 cucchiaio, cucchiaini da tè. Vedi come sono stata proprio brava? Io ne metto sempre uno. un cucchiaino da tè corrisponde a 5 grammi. Ok. Mentre, allora ti dicevo, l'ideale sarebbe anche quello di fare un salmoriglio con dell'olio, dell'origano, ma poi frullarlo un pochetto, nel senso anche con una forchetta, e poi metterlo sopra l'insalata. Diventa ancora più gustoso perché l'origano si riprende un po', visto che è un aroma secco, la piantina praticamente si riavviva e diventa ancora più plastica, diciamo, nel senso di si può gustare Sì. ancora meglio. Senti una cosa, allora invece stavamo parlando, prima avevi dato un accenno all'utilizzo del sale. Allora io, come tu sai e come ormai molti amici di Io Compro Siciliano Chef sanno, non sono una che utilizza molto sale in cucina, perché a me piace proprio sentire il sapore degli alimenti. Spesso si abusa un po' del sale, quindi io oggi ho aggiunto le olive che avevo prima preparato l'anno scorso in salamoia. Quest'anno le ho preparate insieme a voi, e questo è il vasetto dedicato al mio amico australiano con cui le ho preparate. Dopo che le preparo così e loro saranno pronte, io poi le schiaccio e le metto in barattolo per averle sempre pronte all'uso. Però ovviamente conservano sempre un po' di salinità, quindi io quando aggiungo questo tipo di olive non metto mai del sale. Però per chi piacesse invece aggiungere del sale, possiamo usarlo, oppure sarebbe meglio mangiare un'insalata proprio addirittura senza sale? Meglio non aggiungere sale, in questo caso hai messo le olive che sono salate, vanno benissimo. Così come Sì, quando a me capita, io sono per esempio, mangio parecchio, spesso mangio del salmone. Cuciniamo il sì. salmone senza sale, dunque lo metto nella pasta, cucino la pasta senza sale e diventa abbastanza saporito grazie al salmone. Ora, giustamente, gli alimenti non vanno alterate appunto con la presenza di eccessivo cloruro di sodio, perché il cloruro di sodio purtroppo è dannoso per il microcircolo, non fa entrare l'acqua dentro la cellula, questo è il problema. E dunque si diventa non grasse, ma imbibite d'acqua, che è una cosa un po' particolare. Ti interrompo un attimo, Pippo, perché arrivano altri suggerimenti. Che ovviamente io oggi ho fatto, diciamo, la cuoca sopraffina, e vi ho consigliato solo di aggiungere le olive, ma per chi insomma è goloso, a volte in questa insalata ci aggiunge anche 2 acciughette, ci aggiunge Brava, anche dei capperi, e quindi ecco, diciamo questo piatto così dietetico, come io ve lo sto presentando in questo modo, può diventare anche un gran bel piatto di portata. In quel caso azzeriamo proprio il sale, non ci pensiamo neanche minimamente, perché ci sarebbero anche le aringhe affumicate da poterci ovvio, mettere, giusto? ovvio. Però le feste sono passate, archiviamo, diciamo, questi condimenti un po' Esatto. ipercalorici. Eccessive sapidità che danno gusto, danno il piacere di gustare, di ridere, di sorridere, di socializzare, perché la cucina, la tavola è anche questo, però non bisogna abbondare con queste Esagerare, esagerare. È riti. ovvio, tutti
tutti aspettiamo le feste un po' per esagerare, però ecco, adesso che le feste sono finite cerchiamo di rimetterci in forma, soprattutto per poter stare bene e anche combattere questa situazione di questo periodo, perché avendo un buon stato di salute abbiamo meno possibilità di ammalarci in generale. Senti, allora, gli amici ci chiedono, incalzano oggi, cosa possiamo abbinare con la carne o con il pesce? Questa è un'insalata che tu credo che hai già detto che possiamo abbinare un po' con tutto. Certo, sia la carne che il pesce, perché tra gli alimenti, tra i costituenti nutrizionali della carne abbiamo il ferro, no? Il ferro in natura, quando noi mangiamo per esempio la carne, lo troviamo con una valenza chimica che si dice trivalente, però il nostro villo intestinale lo digerisce, lo assorbe se è bivalente. La presenza della vitamina C, che è ossido riduttivo, ossia riduce la valenza da tri a bivalente, favorisce l'assorbimento della carne, del ferro, scusate, del ferro che è contenuto negli alimenti, carne appunto. Ecco, la magia della chimica, della nutrizione è questa: se noi abbiniamo determinati alimenti, ci rendiamo conto che abbiamo mangiato di gusto, ci sentiamo leggeri, nutrienti e felici. Nutriti e felici, nel senso che abbiamo assorbito bene, non ci sentiamo appesantiti e tutto va bene. È vero, sicuramente. Senti Pippo, noi tra l'altro guarda, io amo i colori e anche i profumi ovviamente, e questa insalata già così fa un profumo e mette proprio allegria, perché se io presento un piatto di questo a tavola tutti quanti saranno invogliati a mangiare un'insalata, anche per chi diciamo non la preferisce. E proprio l'insalata come questa è diventata un must un po' per noi siciliani e per i siciliani che vivono all'estero, che però non possono avere le nostre meravigliose arance, e quindi l'insalata un po' perde di gusto. Io quindi consiglio un po' a tutti di utilizzare sempre diciamo i prodotti proprio a chilometro zero, che si possono trovare proprio dai contadini locali, in modo tale da intanto aiutare l'economia locale e poi anche utilizzare i nostri meravigliosi prodotti che la Sicilia sempre ci dà. Un ultimo consiglio, Pippo. Sì, ma sai, io mi hai fatto venire un'idea. Se Dimmi. aggiungessimo a quella buonissima insalata dei semi di zucca, andremmo anche ad apportare un valore proteico interessante a quella, per cui quell'insalata potrebbe essere portata in ufficio dentro un vaso ben sigillato ed essere consumata a pausa pranzo con la certezza di assumere la vitamina C, le fibre, i sali minerali, le proteine, senza appesantire l'organismo. E dunque, Allora Pippo, io oggi i semi di zucca pronti non ce li ho, perché come ti mostravo ho una zucca che ancora devo aprire e i semi che ho prodotto prima sono belli che andati. Se ci aggiungessi una noce? benissimo, ti stavo dicendo, anche la noce potrebbe essere un'ottima alternativa, perché la noce contiene degli acidi grassi importanti per la membrana cellulare, i famosi omega 3, e soprattutto contengono delle sostanze specifiche, sono le niacine, che sono dei precursori dell'ossido nitrico, che fanno migliorare la circolazione sanguigna. Per cui vedi quante cose importanti possiamo fare con una sana alimentazione modello mediterraneo, perché stiamo parlando di alimenti tutti nel paniere della dieta mediterranea. Perfetto. Io oggi sono stata felicissima di averti ospite e quando tu vuoi hai sempre l'invito aperto, lo sai. Sono stata felicissima dei commenti che sono arrivati, perché un po' diciamo abbiamo attratto l'interesse dei nostri amici di Io Compro Siciliano Chef, perché appunto una buona alimentazione è importante per tutti e quindi diciamo credo che abbiamo toccato degli argomenti molto interessanti.
a chi volesse chiedere altri consigli al nostro medico nutrizionista Pippo Sicilia, gli può scrivere tranquillamente su Facebook, lui è sempre disponibile a inviarci anche dei link con degli articoli interessanti come fatto nel passato, e quindi a rispondere a tutte le vostre domande. Io qui ho il tempo che minaccia pioggia, ho le mani che mi si stanno congelando e quindi credo che sia giunto il momento di chiudere. Io Pippo ti ringrazio tantissimo, aggiungerò la noce a questa insalata. Adesso ho messo le noci sul tavolo ma non lo schiaccianoci, e io sono a Palazzolo, proprio le mie noci di Palazzolo sono durissime da aprire, quindi dovrei prendere 2 pietre e schiacciarla, ma non mi sembra il caso, e quindi l'aggiungerò poco prima di andare a tavola. Ti ringrazio per i tuoi consigli preziosissimi per la nostra salute e spero di vederti presto e di abbracciarti. Grazie anche a te. Un bacione Pippo, a presto. Grazie ancora. Grazie a te. Cari amici di Compro Siciliano Chef, spero che questa prima puntata del 2021 sia stata interessante. Vi do appuntamento alla settimana prossima. Se volete seguirmi alle 12 potete farlo anche sui nostri canali social di Compro Siciliano, su YouTube, su Instagram e su Facebook. Visitate il nostro marketplace di Compro Siciliano, in cui potrete trovare prodotti di eccellenza e magari qualcuno li produce proprio sotto casa vostra e voi non lo sapete. Ciao a tutti, buon weekend e mi raccomando, distanza di sicurezza e manteniamoci in salute, noi e i nostri cari. Felice weekend!